Fedriga è il nuovo presidente del Friuli Venezia Giulia con oltre il 57% al neogovernatore. I complimenti di Luca Zaia. Sul voto in Friuli e le ripercussioni per l'autonomia del Veneto, il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Elezioni comunali a Vicenza, il centrodestra si è ricompattato, Forza Italia annuncia l'appoggio al candidato delle liste civiche Francesco Rucco. Continuano le polemiche sui tornelli a Venezia e l'ordinanza voluta dal sindaco per gestire i flussi turistici in città. Dopo il blitz dei No Global, Brugnaro risponde: si va avanti. Sciopero dei bigliettai, stamani in prefettura a Venezia ha convocato tavolo urgente, revocata la protesta. Fine settimana drammatico sulle strade venete, 2 giovanissimi che hanno perso la vita in altrettanti incidenti stradali a Mogliano Veneto e a Mellaredo. 1° maggio, sindacati in piazza per la festa del lavoro all'insegna della sicurezza, ma non per tutti i lavoratori sarà una giornata di riposo, molti infatti i centri commerciali aperti. Sport, volley con la splendida partita che ieri al Palaverde ha portato le Pantere del Limoco Conegliano a vincere per la seconda volta lo scudetto, tifosi in delirio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano, dunque, lo avete sentito dai titoli, la politica con le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia che hanno decretato la vittoria del centrodestra del suo candidato Massimiliano Fedriga con il 57% delle preferenze. Dal Veneto i complimenti al nuovo collega da parte del governatore del Veneto Luca Zaia. Massimiliano Fedriga è il nuovo presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Dopo una notte di attesa con le urne sigillate aspettando lo spoglio iniziato questa mattina alle 8 per il neogovernatore, sono state ore di fibrillazione guardando ai risultati che arrivavano sezione dopo sezione. In tarda mattinata la conferma: con oltre il 57% delle preferenze Fedriga e il centrodestra vincono questa tornata elettorale. Distaccato il candidato del centro-sinistra Sergio Bolsonello con il 26,8%, crollo del Movimento 5 Stelle con Alessandro Fraleoni Morgera che si è fermato all'11,6%, 4,3% per Sergio Cecotti. Per Fedriga è il momento di festeggiare. È fuori di ogni previsione, fuori da ogni sondaggio e quindi grazie mille e grazie ovviamente per i voti che ho preso, che ha preso la mia coalizione, che ha preso la Lega, che è il più grande risultato nella storia del Friuli Venezia Giulia, la Lega. C'è il tempo per il neogovernatore di salutare il suo diretto avversario Bolsonello. Grazie. Sempre avversari, mai nemici, ricordatevelo sempre. Tanti complimenti arrivati al vincitore, anche il presidente del Veneto Luca Zaia ha chiamato Fedriga, gli ho fatto le congratulazioni, ha detto, per un risultato strepitoso che fa decollare un nuovo rinascimento del Friuli Venezia Giulia e rafforza la squadra dell'autonomia, insieme faremo grandi cose. Poi l'attesa telefonata da parte del leader del Carroccio Salvini che si è congratulato per il risultato ottenuto soprattutto dalla Lega, che nella coalizione di centrodestra si conferma il primo partito con il 34,9%, al 12% Forza Italia, Partito Democratico al 18%, Movimento 5 Stelle al 7%, percentuali che potrebbero far rivedere gli equilibri anche a livello nazionale. Spero che il risultato del centrodestra e della Lega agevoli una scelta che rispecchi il voto dei cittadini che hanno ribadito anche oggi il voto del 4 marzo, anzi mi sembra in modo ancor più deciso. E sul voto alle regionali in Friuli Venezia Giulia sentiamo adesso il commento del direttore di Antenna 3, Luigi Bacialli. Parliamo per una volta eccezionalmente del Friuli Venezia Giulia, perché in questa regione è stato eletto presidente Massimiliano Fedriga della Lega, che succede a Deborah Serracchiani, nel frattempo diventata parlamentare e andata a Roma. Massimiliano Fedriga ha vinto col 57% dei voti, quindi un trionfo con un forte distacco rispetto al candidato del Partito Democratico e rispetto anche soprattutto al candidato del Movimento 5 Stelle. Perché è importante questa elezione di Massimiliano Fedriga e questo voto per il Veneto? Perché a questo punto c'è davvero un blocco del nord che riguarda ovviamente il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e la Liguria sono a guida di centrodestra. Un blocco importante che potrà in qualche modo far valere le ragioni del Veneto, soprattutto per quanto
concerne il versante dell'autonomia. Il referendum del 22 ottobre, 2.400.000 veneti che sono andati a votare, la mancanza a Roma di sostegni importanti, salvo le solite buone intenzioni, le solite parole, questo blocco del nord a questo punto potrà favorire decisamente l'ottenimento dell'autonomia, perché c'è stata, come sapete, una preintesa con il governo attualmente in carica, che è sempre quello, diciamo, di Gentiloni per gli affari correnti, e in attesa che ci sia un altro governo. A questo punto diventa più facile forse il percorso dell'autonomia, perché intanto c'è questo blocco del nord che ha un suo forte peso e soprattutto con questo tira e molla che continua tra Movimento 5 Stelle e adesso il Partito Democratico, la gente è esasperata e stufa, è per questo che è andata a votare anche poco in Friuli Venezia Giulia, perché il dato dell'affluenza è molto scarso. Con questa situazione probabilmente che cosa succederà? Che si andrà a votare, a meno di miracoli e di colpi di teatro improvvisi, che si andrà a votare probabilmente ad ottobre, e a questo punto è prevedibile che la Lega ottenga un grosso risultato, che sia il primo partito, perché il Movimento 5 Stelle tirando la corda fino a questo punto non si è ingraziato, diciamo, non si è accattivato le simpatie di molti che hanno votato il Movimento 5 Stelle, che adesso rimprovano a Di Maio di averla tirata troppo per le lunghe, dopo aver promesso redditi di cittadinanza e quant'altro. Quindi questo è lo scenario. Al di là di questo non c'è dubbio che, avendo anche il Friuli Venezia Giulia a guida del Carroccio, il progetto dell'autonomia fortemente voluto da Luca Zaia e appoggiato da 2.400.000 veneti che sono andati a votare è un progetto in discesa. Speriamo almeno che le cose vadano in questo modo. Per il Veneto comunque questo risultato è un risultato importante che contribuisce nuovamente a dar forza a una regione che continua ad essere il motore dell'Italia. Torneremo a parlare di politica in vista delle amministrative in Veneto, ma adesso torniamo sulla polemica relativa ai tornelli in centro storico a Venezia, perché continuano le polemiche e l'ordinanza voluta dal sindaco per gestire i flussi turistici ieri ha visto il blitz dei No Global che hanno smontato un tornello. Però il sindaco Brugnaro risponde a queste polemiche dicendo: si va avanti. Terza giornata di sperimentazione dei varchi a Venezia, rimasti aperti come sabato, perché evidentemente, come ha spiegato il comandante della Polizia Municipale Agostini, la sola presenza genera un effetto deterrente inducendo i turisti a prestare più attenzione alla cartellonistica. Il sindaco, che commenta il blitz di un gruppo di attivisti dei centri sociali che domenica si sono presentati a Piazzale Roma per smontarli, è intenzionato a proseguire con la sperimentazione. Venezia è una città! Non è un parco a tema, è una città, non ha ingressi, non ha bordelli all'ingresso. Venezia libera, Venezia libera, Venezia libera, Venezia libera. Ringrazio la polizia locale, carabinieri, guardia di finanza, polizia, questore, prefetto. Abbiamo ripristinato tutto mezz'ora dopo questo gesto eroico dei nostri No Global locali. Noi continueremo a volere a tutti i costi risolvere i problemi della città, che per tanti anni queste persone hanno impedito che si potessero risolvere. Non caderemo nelle provocazioni, con grande serenità continuiamo a voler regolamentare i flussi per far vivere meglio le persone. Potete venire tranquillamente a Venezia. Varchi, tutto a posto, si continua con la nostra sperimentazione. Si va avanti dunque, mentre carabinieri e agenti della Digos lavorano per identificare i responsabili del blitz. E finora, ha dichiarato ancora il primo cittadino, sta funzionando anche lo spostamento dei lancioni turistici alle fondamenta 9, la parte opposta a San Marco.
Come detto, la politica ancora in primo piano, la politica in Veneto in vista delle prossime elezioni comunali, a Vicenza in particolar modo, perché il centrodestra si è ricompattato dopo il previsto annuncio con cui Forza Italia ha dato l'appoggio al candidato delle liste civiche Francesco Rucco. Inizia ufficialmente la campagna elettorale di una coalizione di Nuova Unità. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Dopo le liti, i patti rotti e le accuse, come nelle commedie romantiche, anche in questa c'è il lieto fine. Forza Italia torna a casa, riabbraccia la Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia, e tutti insieme giurano di vivere felici e contenti. Certi matrimoni valgono un regno ed il principe, ora anche azzurro, è lui, Francesco Rucco, l'alfiere delle liste civiche che apre con benevolenza Forza Italia, il partito che ha dovuto sbagliare per capire cosa sia giusto, che ha dovuto farsi male per comprendere cosa è bene. La fase di Mantovani era una fase in cui loro credevano, ma evidentemente non era il candidato giusto per Vicenza in quel momento. Rimane comunque una persona per bene, un amico, un professionista, un collega, e speriamo che possa essere di aiuto anche lui. Sono arrivati dopo perché forse hanno capito la bontà del progetto e delle persone che lo formano e che lo compongono. Entro fine settimana Francesco Rucco farà sottoscrivere i 9 punti del suo programma civico ai leader dei partiti di centrodestra che gli hanno giurato fedeltà. Dopo aver compattato la coalizione, ora può mettersi in marcia alla testa delle truppe di centrodestra per conquistare il trono di Palazzo Trissino. Certo, dovrà fare i conti non solo con il centrosinistra, ma anche con il Movimento 5 Stelle, che alle politiche ha dimostrato di essere in crescita, di aver voglia di governare. Ma prima, in Molise, ora in Friuli Venezia Giulia, il centrodestra conferma che unito vince. Lo sa anche Forza Italia, che alle amministrative del 10 giugno a Vicenza, se avesse fatto una corsa in solitaria, avrebbe potuto solo perdere. Entrare nella coalizione di Francesco Rucco è stata una scelta obbligata, per cui non c'è stata alcuna trattativa, tantomeno sulle poltrone e sugli incarichi. Intanto dobbiamo correre il maggior risultato che faremo ognuno di noi e poi distribuiremo gli incarichi politici e amministrativi. Vogliamo andare avanti, vogliamo vincere queste elezioni amministrative e tutto il nostro impegno sarà da qui al 10 giugno quello di poter vincere e sperare anche di poter vincere al primo turno. Il nostro è un progetto civico appoggiato dai partiti, quindi nessun cappello dei partiti, i quali sostengono il nostro progetto e a breve ne sottoscriveranno anche i 9 punti che abbiamo presentato già nei mesi scorsi. Torniamo a Venezia per parlare dell'annunciato sciopero dei bigliettai, convocato in mattinata, un tavolo urgente in prefettura. Allora sentiamo che decisioni sono state prese. Ci siamo trovati in prefettura anche su nostra richiesta e alla fine abbiamo concluso, dopo 3 ore di confronto, una nuova convocazione in prefettura il 17 maggio per affrontare più specificatamente le varie tematiche. Niente più sciopero da parte del personale della rete vendita Venezia Unica, che la scorsa settimana è stato precettato dalla prefettura per le 48 ore di stop che erano state indette nei giorni di sabato e domenica. Alla base della protesta motivazioni che i sindacati chiedono vengano risolte da anni. La questione delle casse conto e denaro, che è un problema grosso. Là l'azienda ha detto che entro la fine anno risolverà il problema. Noi abbiamo detto che è anni che questa questione si pone e il problema non è tanto di arrivare a fine anno, ma da qua a fine anno, qualora come anche prima è successo che una cassa conta denaro si fosse bloccata, trovare soluzioni che non penalizzino i lavoratori, si trovano a dover tirare fuori i soldi. Finora però i sindacati sostengono di non essere mai stati ascoltati e di aver trovato un muro davanti, motivo per cui volevano scioperare. Ora che invece si è aperto un confronto, la decisione di ritirare lo sciopero. Prima mandavamo richieste, lettere e questi non rispondevano neanche alle lettere. Adesso ci sarà un impegno di rispondere per iscritto alle nostre argomentazioni di volta in volta e trovarsi periodicamente. Comunque il fatto che anche se in terreno neutro ci troviamo per affrontare i problemi vuol dire che o torto o collo qualcuno ha capito che deve confrontarsi, però il fatto è che nel verbale di procedura di raffreddamento in prefettura è scritto tassativamente che il 17 ci troviamo e c'è anche la firma del prefetto, di conseguenza è una garanzia.
Siamo adesso alla cronaca con una notizia giunta poco fa in redazione relativa ad un grave incidente accaduto intorno alle 17:15 a Preganziol, in località 7 Comuni. Stando ad una prima ricostruzione, un uomo che stava eseguendo dei lavori all'interno di un giardino di casa è stato travolto da un grosso albero. Le lesioni riportate sono state per lui fatali. L'uomo è morto sul colpo. La vittima è Augusto Bacchin, di 61 anni, che gestiva l'omonima gioielleria in centro a Mogliano, dove era tra l'altro molto conosciuto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i sanitari del SUEM e i carabinieri per ricostruire la dinamica di questa tragedia. Restiamo nella Marca trevigiana con il tragico incidente stradale che è accaduto nella notte tra sabato e domenica a Campocroce di Mogliano. A perdere la vita un 21enne di Badoere. Quando io ho sentito il colpo, ho sentito un grido e ho detto hanno preso sotto qualcuno, perché poi non si è sentito più niente. Il botto dell'auto che si schianta contro la spalletta in cemento di un ponticello e poi il silenzio dell'ennesima tragedia sulla strada. È morto così Enrico Manesso, 21 anni, di Badoere. L'incidente pochi minuti dopo la mezzanotte tra sabato e domenica lungo la provinciale che collega Zero Branco a Mogliano, all'altezza di Campocroce. A tradire Enrico forse un colpo di sonno o una distrazione, l'auto è uscita di strada e l'impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. Enrico Manesso veniva dalla festa di laurea di un amico, abitava con i genitori, un fratello ed una sorella a Badoere e lavorava nella ditta del padre, la Tessil 2000 di Tre Baseleghe. La famiglia è molto conosciuta in paese. Enrico aveva frequentato gli scout, giocava a calcio nel quinto e come tanti suoi coetanei amava i viaggi e stare in compagnia con i moltissimi amici che ora si apprestano a salutarlo per l'ultima volta. A Badoere l'intera comunità è sconvolta. Voglio solo dimostrare la vicinanza mia, di tutta l'amministrazione, di tutta la comunità di Morgano alla famiglia, augurando loro che possano trovare la serenità e la forza per affrontare questo momento difficile. Il silenzio, secondo me, e la vicinanza e anche una preghiera per chi ci crede è la cosa più utile e indispensabile in questo momento. Altra tragedia della strada, altra giovane vittima, è accaduto sempre nella notte tra sabato e domenica lungo l'Anualese a Mellaredo, un incidente stradale nel quale ha perso la vita un 27enne di Fiesso d'Artico, gravissima la fidanzata che viaggiava al suo fianco. La Riviera è sotto shock per la morte di Diego Rampazzo, 27 anni di Fiesso d'Artico. Il giovane ha perso la vita ieri notte alle 2:20 a Mellaredo di Pianiga al volante di una Volvo V40 che dopo una sbandata si è schiantata contro un muretto in cemento armato. Il 27enne è morto sul colpo, in gravissime condizioni la fidanzata di 25 anni che viaggiava al suo fianco e che ora si trova ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre. La coppia stava rientrando a casa dopo aver assistito al concerto di Neck, Francesco Renga e Max Pezzali a Verona. L'incidente è accaduto a poca distanza dall'abitazione della ragazza. Sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Diego Rampazzo. A Mellaredo di Pianiga sono arrivati subito anche i vigili del fuoco, cui è toccato il compito di estrarre il corpo della ragazza rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto, e i carabinieri della tenenza di Dolo, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo i primissimi riscontri, nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Coppia di anziani trovata senza vita in casa nel Vicentino, lui muore e lei non regge il dolore. Schio, uno vicino all'altro nel salotto della loro abitazione. Così li hanno trovati i vigili del fuoco una volta aperta la porta di casa in via Pecori Giraldi. Enzo Bronzato, 72 anni, e Nadia Predebon, 75, sono morti uno dopo l'altro. Alla morte di uno dei due il cuore dell'altro non ha retto. La coppia era stata vista l'ultima volta nella mattinata di ieri, qualche chiacchiere con i vicini di casa, poi più nulla. A dare l'allarme alle 13:30 è stato l'assistente sociale che abitualmente portava loro i pasti, che dopo aver suonato e aver ricevuto risposte si è preoccupato. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, il SUM e i carabinieri. Esclusa la morte violenta o causa di gas o monossido di carbonio, il medico legale ha accertato che il loro decesso è da imputare alle pregresse gravi patologie. Adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, tra poco.
Di nuovo in diretta, domani 1° maggio, manifestazione unitaria dei sindacati nelle piazze, nella Marca Trevigiana. La festa è stata organizzata a Vittorio Veneto, festa dei lavoratori, con al centro il tema sulla sicurezza sul lavoro. L'appuntamento è per domani alle 10 in piazza Minucci a Vittorio Veneto per la festa dei lavoratori organizzata da CGIL, CISL e UIL. Vivere in pace e lavorare in sicurezza oggi, 100 anni dopo la Grande Guerra, è il titolo della manifestazione che mette insieme il tema nazionale scelto per questa giornata, ovvero la sicurezza sui luoghi di lavoro, e il centenario dalla fine della Grande Guerra. Da qui la scelta di convocare lavoratori e pensionati là dove terminò il primo conflitto mondiale. Invitiamo tutti ad esserci, perché così si ricostruisce una nuova identità e si ha anche la possibilità di fare una ridistribuzione del reddito diverso da quella che oggi c'è e dare più potere d'acquisto sia alle famiglie ma anche ai pensionati. Luoghi di lavoro che ancora troppo spesso diventano lo scenario di incidenti a volte mortali. Treviso, nella triste classifica dei lavoratori che hanno perso la vita nello svolgimento della loro attività nel 2017, si posiziona al primo posto a livello Veneto. Bisogna investire nei dispositivi di sicurezza, investire nei corsi di formazione, investire nei controlli necessari e bisogna far capire ai lavoratori che quei dispositivi di sicurezza sono fondamentali per salvare la vita. Lavoro che manca o, se c'è, in molti casi è precario, lavoro che risente ancora della crisi. L'appuntamento del 1° maggio sarà l'occasione per i sindacati per rivendicare una nuova dignità per i lavoratori. Noi faremo l'appello sulla modalità oggi che vogliamo che ci sia un contratto di lavoro, ma soprattutto anche sulla sicurezza e sulle regole che ci devono essere nei contratti di lavoro. Intanto il 1° maggio non sarà per tutti i lavoratori un giorno di festa, molti coloro che dovranno infatti comunque lavorare. Bisognerebbe mettersi d'accordo in questo paese che alcune festività sono davvero uguali per tutti e che si sta tutti a casa proprio per festeggiare. Penso che ad esempio il 1° maggio debba essere una di queste. Però il punto vero è che non si può chiedere ai lavoratori la totale disponibilità in base a esigenze produttive. Voltiamo pagina, siamo allo sport, volley, grande vittoria ieri sera al Palaverde per l'Imoco Volley che vince il suo secondo scudetto. Un boato consacra le Pantere nell'Olimpo del volley. In un Palaverde in delirio le ragazze dell'Imoco Conegliano conquistano il secondo scudetto dopo quello del 2006. L'Imoco batte la Igor per 3-1 dopo una battaglia durata 3 set tiratissimi ed un quarto più soft. La finale scudetto chiude la serie sul 3-1 ed è festa grande, una festa per l'Imoco e per coach Daniele Santarelli, che firma un'altra impresa cucendosi sul petto il tricolore. È lo scudetto di tutti, abbiamo sofferto e faticato tantissimo, è stata una stagione pazzesca, abbiamo passato tanti momenti belli ma poi dei momenti difficili, volevamo risollevarci, non volevamo più rivivere quel momento brutto di febbraio-marzo. È stato incredibile il cammino che ha fatto questa squadra, se mi guardo indietro e penso a tutto quello che abbiamo vissuto, questa squadra ha fatto qualcosa di pazzesco secondo me. Volano le Pantere dopo tante difficoltà ed infortuni che hanno segnato la stagione. Lo scudetto del Palaverde fa sognare. È stato stupendo, abbiamo veramente lavorato di squadra, perché anche in allenamento, nonostante quel periodo un po' brutto che abbiamo avuto a febbraio, siamo sempre state in palestra con la voglia di divertirci, col sorriso, quindi è stato il coronamento davvero di un campionato stupendo, sia dal punto di vista pallavolistico che umano. Grande successo personale di Samantha Fabris, che mette a segno ben 31 punti e l'ultimo fantastico pallone. Pantere fortissime grazie anche al sostegno inossidabile del tifo giallo e di tutta la città. La città è stata davvero grande, non ci è mai fatto mancare nulla. Anche in momenti difficili sono stati sempre a fianco a noi e questo ha portato il risultato. Sono molto contenta di aver portato scudetto con la squadra qua a casa, perché questo palazzetto con questo pubblico unico davvero è migliore. Ci hanno spinto sicuramente oggi. Con queste belle immagini termina questa edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi. Ora spazio alle previsioni del tempo. Arrivederci.
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al Meteo. Festa dei lavoratori in compagnia del bel tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 1° maggio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile ovunque, ampio soleggiamento, con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Aumento della nuvolosità dal pomeriggio con piogge via via più diffuse in serata e nottata. Temperature minime comprese tra 8 e 11 gradi, massime previste in calo oscillanti tra 16 e 20 gradi circa. Situazione del tutto immutata sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole specie al mattino con il cielo che sarà al massimo poco nuvoloso, più nubi col passare delle ore con qualche rovescio temporale via via più diffuso. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 11 gradi, valori massimi in diminuzione oscillanti tra 19 e 21 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Bel tempo con tanto sole nella prima parte della giornata, nel corso del pomeriggio aumentano le nubi e dentro sera-notte peggiorerà con piogge un po' su tutti i settori della nostra regione. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, valori massimi previsti in calo sui 19 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.